Appuntamento oggi ad Agrigento di Spazio Dialogo, una iniziativa sicuramente molto interessante che vede coinvolta anche tantissimi altri istituti nazionali. Ecco, come si svolgerà l'iniziativa? Un'iniziativa di 3 giorni, iniziata ieri, che continua oggi e si conclude domani. Sì, l'attività ha avuto avvio venerdì pomeriggio, è il primo convegno della rete delle scuole dialogiche e stiamo cercando di mettere a punto una serie di strategie comuni per far sì che il dialogo possa accompagnare l'esperienza delle nostre scuole in maniera più consapevole e in maniera più strutturata. Ci sono dirigenti scolastici, docenti e anche altri tipi di professionisti che partecipano a questa attività, ci sono dei coach, ci sono degli psicologi e stiamo facendo in modo che l'esperienza anche del professor Braghero e del professor Anchil, che sono intervenuti per guidare questo corso, possa servire alle nostre scuole per capire meglio come far funzionare dei sistemi complessi che tante volte si inceppano proprio nei meccanismi comunicativi. Saper comunicare meglio è un'esigenza delle scuole e noi speriamo che con questo convegno la rete possa rafforzarsi e possa diventare un modello anche di riferimento per altre scuole che si possano accostare a noi. Ecco, oggi un'iniziativa qui ad Agrigento, una 3 giorni, e con gli obiettivi di questo spazio dialogico, che ne racchiude altri ovviamente, sono tante iniziative messe tutte assieme. Allora, intanto questa è una rete di scuole dialogiche nazionale, è la prima volta che si incontrano tutti insieme. La rete è nata un anno fa, è composta adesso da 42 scuole su tutto il territorio nazionale. La scelta di Agrigento non è casuale, sia per il numero di scuole che la Sicilia ha rappresentato in questa rete, che sono quasi il 40% delle scuole presenti nella rete, e poi Agrigento come luogo nel Mediterraneo che nasce dal dialogo e dai dialoghi tra tante popolazioni, etnie diverse, quindi la scelta, appunto, come dicevo prima, di Agrigento non è casuale. Questo è un incontro fondativo, perché di fatto la rete si trova per la prima volta e crea le basi per il lavoro che ogni singola scuola farà rispetto alle pratiche dialogiche, che vuol dire le pratiche dialogiche nei confronti dei propri docenti, dello staff, della famiglia, degli studenti, ma anche del territorio. Quindi questo coinvolgimento che noi stiamo cercando di promuovere, alcune scuole stanno già lavorando su questo, vede qui lavorare insieme insegnanti e dirigenti scolastici, stanno lavorando tanto, stanno lavorando bene e siamo molto soddisfatti. Come valuta questa iniziativa e perché è importante, questa iniziativa qui anche ad Agrigento? Sono due cose, perché è importante perché è la sfida del futuro, secondo me. Ho lavorato moltissimo con i ragazzi per tutta la vita, perché prima ero insegnante, e ci siamo resi conto che i paradigmi educativi abituali fanno acqua, non tengono più, soprattutto dopo la pandemia, e quindi noi ci impegniamo a promuovere un nuovo paradigma educativo, ad agganciare questi ragazzi attraverso l'ascolto e la relazione. Perché Agrigento? Perché la Sicilia è sul fronte, le scuole siciliane sono entrate nella rete delle scuole dialogiche in gran numero e con un entusiasmo straordinario, e quindi grazie alla Sicilia e grazie ad Agrigento che ci ospita. Ecco, anche Sciacca presente a questa iniziativa, una sua valutazione, come vede questa iniziativa, che tra l'altro si fa come momento costitutivo anche ad Agrigento? Sì, un'esperienza bellissima che abbiamo nel mese di settembre realizzato all'interno della nostra scuola per attivare queste pratiche dialogiche a vario livello, e che oggi ci permette di confrontarci, dirigenti e docenti del territorio nazionale, per scambiare esperienze, buone pratiche. È una strada che vogliamo perseguire nelle nostre scuole, nella convinzione che effettivamente possa portare un valore aggiunto e possa aiutare le scuole a risolvere i problemi legati all'uscita dalla pandemia o comunque all'acquisizione di nuovi saperi nel miglior modo e nel modo più naturale possibile.